Benvenuti, grazie. Sono molto contenta di vedere tanti studenti presenti a questa giornata. L'incontro di oggi, come avrete letto nella brochure, è dedicato alla relazione scuola-famiglia, ruoli e collaborazioni per favorire la buona crescita umana, il processo di apprendimento e il progetto di vita dello studente. Direi un obiettivo davvero ambizioso. Io ringrazio molto i relatori che ascolteremo, il dottor Amedeo Bezzetto, psicologo e psicoterapeuta dell'ospedale Santa Giuliana di Verona, e il dottor Suraro, dirigente tecnico dell'ufficio scolastico regionale. Do subito però la parola, e lo ringrazio moltissimo per la sua presenza, al direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, Marco Bussetti. Grazie. Ora? Sì, va bene. Buongiorno a tutti. Tema importante. Parlare in pubblico non è mai facile, specialmente in certe situazioni. A me è capitato in diversi luoghi, in diversi spazi, però su un tema come questo, in un ambiente come quello di Job Orienta, è sicuramente stimolante, anche se sono da poco giunto in terra veneta. E vorrei fare prima di tutto una riflessione su alcuni aspetti, che sono anche le mie idee, quello che io penso realmente. Io parto da un presupposto, che la persona è una, e fortunatamente anche unica. Poi ricopre diversi ruoli sociali, è l'alunno, è il figlio, è cittadino, amico, compagno di classe, anche di squadra. Ma in una parola, secondo me, è. Secondo me dobbiamo concentrarci su questo punto, che è anche evidente, però secondo me è anche importante concentrarci proprio sul fatto dell'importanza che abbiamo e che riveste il nostro ruolo nell'educazione e nel mantenere questo è. Io vorrei lasciare a voi recuperare la memoria, penso, gli effetti collaterali dell'agire in campo educativo e delle responsabilità che abbiamo. A volte anche passando, penso, alla condivisione dei valori di base, che da questo punto di vista connotano una comunità e danno un po' la direzione dell'azione formativa di tutta l'intera comunità educante. Quindi partirei da chiederci con coraggio quanto, secondo me, può essere proficua una formazione che vede gli adulti in contrasto. Cioè, se non partiamo da questo presupposto, parlo proprio degli adulti, noi abbiamo veramente un conflitto di base tra la figura del docente e del genitore, che spesso, anzi, crea una sconfitta, secondo me, di quello che poi può essere la ricaduta sull'azione educativa che noi svolgiamo per i nostri ragazzi. Ed è da questo punto di vista che penso che oggi dobbiamo cominciare a riflettere e lavorare. Cioè, lasciamo un attimo da parte i ragazzi, ma gli adulti come si comportano tra di loro? Che rapporto hanno tra di loro? Si rendono conto che quello che loro generano poi ha delle ricadute anche in campo, secondo me, anche dell'autorevolezza nei confronti dei nostri ragazzi? Lasciamo perdere poi la missione che la Costituzione, i vari articoli 30, 33, 34 assegna alla famiglia, assegna alla scuola, ma comunque che dice alla scuola e alla famiglia: voi avete in carico l'educazione dei nostri ragazzi. Ma dobbiamo partire, penso, e oggi spero che i nostri relatori ci aiutino da questo punto di vista a migliorare questa relazione, a far comprendere i diversi codici di comunicazione che famiglia, genitori e docenti utilizzano affinché veramente si stringa, al di là di quelle che sono tutte le norme che regolano poi questi rapporti, veramente un patto educativo vero.
Non dobbiamo poi anche dimenticarci che da questo punto di vista sono passati quasi 50 anni, forse di più, dal 74, quando genitori e famiglia si sono così avvicinati alla scuola e hanno i famosi chiamati allora decreti delegati. Quindi di strada ne è stata fatta molta da questo punto di vista, e se prima era una presenza, adesso la famiglia partecipa alla progettualità della comunità educante. Anche da questo punto di vista dobbiamo fare una riflessione su quello che è l'apporto che genitori e famiglia fanno e danno in questo senso. E non dobbiamo dimenticarci anche di certe organizzazioni che sono presenti sul territorio, penso a livello regionale il Forax e a livello nazionale il Fonax, che rappresentano tante associazioni di genitori. Poi, perno, cardine, che muove questo sistema è la figura del dirigente scolastico. Il dirigente scolastico che, credetemi, oltre a rivestire un ruolo importante all'interno del sistema scuola, a mio parere, diventa anche elemento fondamentale affinché certi rapporti e certe relazioni possano produrre beneficio. Quindi io dico che noi dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione, cercando di capirci, di parlarci, di guardarci negli occhi, di stare gomito a gomito, di aumentare e migliorare la relazione, ma proprio intesa come comunicazione, guardarci negli occhi. Questa è la cosa più importante. E vorrei anche ringraziare per il lavoro che è stato fatto, quindi alla fine si fanno gli applausi, ma fatelo alle persone, fatelo alla dottoressa Riggio, che veramente si è impegnata tantissimo nell'organizzazione di tutte queste manifestazioni, Giorgio Menditto che è qua presente, che rappresentano tutto l'ufficio 2 della direzione, ma io vorrei ringraziare anche la presenza oggi del dottor Amelio, che è dirigente dell'ambito territoriale. Qui in Veneto si dice UAT, ma io sono abituato a dire AT, quindi ufficio dell'ambito territoriale di Verona, oltre che alla dottoressa ispettrice, mi piace ancora chiamarla così, se mi permette, oltre che dirigente tecnico, Laura Donà. Questo è un esempio, l'ho fatto e non ho ringraziato, oltre che i relatori, che chiaramente sono già stati citati prima dalla dottoressa Riggio, che ringrazio per la loro presenza oggi. Questi normalmente si ringrazia sempre all'inizio, ho dovuto farlo proprio alla fine, perché per me è significativo il fatto che non si può veramente oggi lavorare, vivere, senza poter stare insieme, comunicare, confrontarci e portare avanti un lavoro in comunità. Noi abbiamo questo obiettivo. Il tema di oggi è un tema, secondo me, importante, il titolo è anche interessante, ma che alla fine si conduce a un elemento essenziale, che è il bene dei nostri ragazzi, e sposare un concetto che a volte diamo per scontato perché viviamo in un mondo che ci permette anche di non riflettere più su certi aspetti, che è il concetto di libertà. Noi siamo fortunati come cittadini europei, come cittadini italiani, perché viviamo in un contesto libero. Per me libertà ha due significati: essere cittadino e essere lavoratore. Cittadino per avere un ruolo all'interno della nostra società, e lavoratore per poter fare qualcosa e chiaramente nello stesso tempo contribuire al bene della società in cui vivo. E questo mi permette di avere un'identità. Se le famiglie e gli insegnanti non lavorano sugli elementi base e pensano solamente a considerare il proprio ruolo rispetto a una formazione astratta e non calata nel concreto, noi falliremo. Io mi auguro che questi momenti aiutino poi a moltiplicare i pensieri, le riflessioni, specialmente nei ragazzi, a confrontarsi tra pari su quello che potrà essere un elemento fondamentale come la scelta, che è il tema di questa fiera, che è quella del proprio futuro, ma proprio per darsi un senso di libertà, per dare un senso della propria presenza e del proprio contributo nella società in cui viviamo. Vi ringrazio ancora una volta, scusate magari sono stato un po' lungo e prolisso, ma ci tenevo ad essere qua con voi oggi e vi ringrazio dell'ascolto.
Grazie molto al direttore generale. Io do subito la parola al dottor Bezzetto. Buongiorno a tutti, soprattutto ai ragazzi. Buongiorno a tutti e grazie di essere presenti. Grazie dell'invito all'ufficio scolastico regionale in toto e spero di poter essere in qualche modo contributo o spunto di riflessione nonostante il mio mestiere. Io sono uno psicologo clinico, avete sentito prima, sono un tecnico che si occupa di adolescenti da tanti anni e non vorrei parlarvi dei disturbi psichiatrici in adolescenza. Però parto, diciamo così, dalle fragilità, dai dolori, dalle crisi che riguardano tanti adolescenti, non solo quelli di cui io mi occupo direttamente, ma che in qualche maniera capisco vivano anche la scuola in maniera difficile, se non drammatica, e quindi dal mio osservatorio molto tecnico io vedo ragazzi da tutto il nord Italia, e quindi è un campione abbastanza rappresentativo, delle scuole secondarie di primo e secondo grado che hanno bisogno di un supporto, di un intervento tecnico esterno di tipo psicologico-clinico, e quindi ho un osservatorio sufficiente che mi permette di fare di offrirvi insomma degli spunti, delle riflessioni. Nello specifico, cioè rispetto all'incidenza di un adolescente fragile nel sistema scolastico, io ho 2 o 3 cose importanti da condividere, anche con i ragazzi. Però ho 2 o 3 cose importanti da condividere perché il titolo di oggi è un titolo perfetto per fermarci a riflettere un po' meglio su quanto potente può essere l'esperienza scolastica, in particolare durante la preadolescenza, nel far star bene tutti i preadolescenti, tutti, non i difettosi, malati, insicuri, incerti, fragili, tutti, anche quelli che si sentono in forma in questo periodo storico, ma che nel prossimo potrebbero, della forza che si sentono in questo periodo storico, farne un'esperienza invece di vulnerabilità. Cito un tema e poi lo ritiro. L'utilizzo dei dispositivi digitali, che sono una manna caduta dal cielo, perché consentono delle cose straordinarie e che in questo momento storico solo alcune istituzioni, solo alcuni soggetti, solo alcuni educatori e solo alcuni ragazzi stanno utilizzando nel miglior modo possibile. E tanti li stanno utilizzando ancora in maniera incerta e per certi aspetti incredula, io che sono vecchio. Alcuni sarebbe importante lo scoprissero e mettessero a sistema la competenza, non solo le macchine, ma anche l'utilizzo dei dispositivi, perché sono uno strumento evolutivo e possono diventare uno strumento di danno, di compromissione. Lo sono già. E quindi adesso siamo in quest'epoca dove c'è questo elemento chiave e il prossimo venturo si chiamerà ChatGPT 5. Adesso c'è il 4 su questo versante. Chiuso la parentesi. Mi interessa invece il discorso della relazione
scuola-famiglia, perché da un punto di vista psicologico io vi suggerirei di vederla proprio come una relazione. E quindi vi racconto una storia d'amore. E per raccontarvi, si vede, sì, e per raccontarvi questa storia d'amore scelgo due personaggi. Scelgo il signor istituto scolastico e la signora famiglia. Sono due persone che non si conoscono e ad un certo punto si incontrano. Nei primi giorni di settembre si incontrano, o negli ultimi giorni di agosto, o durante il Job Orienta, si incontrano i signori istituti scolastici e le signore famiglia e cominciano con un contatto, con uno scambio, a costruire una relazione. Una relazione. Le famiglie e la famiglia e il signore istituto scolastico, dopo un po' di frequentazione, hanno un bel preadolescente. Nasce, mettendosi insieme, la figura, il soggetto del preadolescente e comincia una storia di coppia tra il signore istituto scolastico e la famiglia che parla di questo bel bebè che è nato dalla loro relazione, un bel preadolescente. Dopo un po' di giorni nasce il bisogno di dare un nome, il bisogno di dare un nome a questo bel preadolescente. E qui, come in tutte le famiglie, senso lato del termine, come in tutti i discorsi tra il papà e le mamma, si comincia a discutere. E questo bel preadolescente comincia ad essere nominato. La signora famiglia lo chiama figlio e invece il signor istituto scolastico lo chiama studente. Il papà istituto scolastico ci tiene a questa definizione, è proprio il suo studente, è il mio studente. Lo sento nel cuore, me ne occupo tutti i giorni e faccio con lui un percorso importante. E ugualmente, in maniera diversa, con tutta una serie di valori, modalità, significati differenti, anche la famiglia continua, la signora famiglia, a investire su questo preadolescente che si chiama figlio, con la stessa dedizione, di più, moltiplicata 100, perché prima del preadolescente era un bambino, figlio, e prima del bambino era un neonato, figlio. Ora, se la storia va avanti bene, questa coppia amorosa farà ben crescere il preadolescente. Ma se questa invece diventa una storia difficile e l'amore, l'innamoramento viene meno e la relazione, il rapporto tra il signor istituto scolastico e la signora famiglia diventa difficile da gestire, ognuno dei due porterà avanti il proprio progetto personale in maniera indipendente. Il signor istituto scolastico con il suo studente e la signora famiglia con il suo figlio. Se resta una coppia separata, immaginate che difficoltà avrà questo preadolescente. Se resta una coppia
unita, immaginate che fortuna potrà avere questo adolescente. Nel caso in cui una coppia litiga, lo psicologo clinico che deve intervenire per non compromettere lo sviluppo evolutivo del preadolescente fa delle operazioni molto semplici, con delle tecniche che non sto ad annoiarvi, però il concetto di base è questo. Se due genitori non si mettono d'accordo di lavorare insieme sullo stesso preadolescente, prima di tutto non devono litigare. Bisogna che tra i due partner, tra i due titolari dello sviluppo evolutivo di questo preadolescente, i toni del conflitto, della vendetta, della sanzione si riducano. Non vuol dire che devono mettersi d'accordo, stare insieme, fare finta che possono restare separati, però la genitorialità è una dimensione diversa dalla coniugalità e quando c'è un preadolescente è più importante la genitorialità, richiede un abbassamento dei toni. Due, richiede una migliore comunicazione. La comunicazione tra i due partner deve essere rispettosa, efficace, chiara, trasparente, comprensibile, cioè deve avere dei caratteri in questa relazione di coppia in difficoltà che tengano conto di entrambi i sistemi, i valori, i presupposti che a pari merito, tra virgolette, questi due caregivers esercitano nei confronti dello stesso preadolescente. In ultima, bisogna che questi due genitori siano nei fatti, quindi nelle parole e nelle azioni, coerenti tra di loro, perché quello che il preadolescente sente nella diversità naturale e legittima che può essere, quello che l'adolescente percepisce dell'esperienza educativa intrecciata tra questi due genitori sia un'esperienza di coerenza. Non è possibile che un genitore dica fine e l'altro genitore dica inizio. Un genitore dica bello e l'altro genitore dica brutto. Non è possibile. Tutte queste cose fanno stare male gli adolescenti. Quindi, capite, io non ho ancora parlato di quello che c'è nella testa di un preadolescente fragile, mi occupo solo del titolo. Mi occupo e vi sottolineo quanto sia importante che questi due soggetti, si chiamano, il soggetto scuola e il soggetto famiglia, soprattutto per i preadolescenti, e se ho tempo vi spiego il motivo da un punto di vista psicologico, quanto sia importante che da prima, subito, la relazione tra questi due titolari, in tempi e spazi diversi, ma sul medesimo preadolescente che naviga da una realtà all'altra, quanto il livello di conflittualità, la comunicazione evolutiva, le coerenze dei loro messaggi siano armonici il più possibile. È una coppia amorosa ideale, d'accordo? Ma sappiate che se l'obiettivo è quello di far crescere e quindi il paradigma è evolutivo, non è formativo ed educativo, non c'è un paradigma distinto per ogni soggettualità. Deve esserci un terreno comune paradigmatico su cui poi
i singoli soggetti, famiglia, virgola, scuola, riescono poi a declinare il loro intervento in maniera condivisa, con le comunicazioni adeguate e coerenti tra di loro. È come se vi dicessi che la relazione scuola-famiglia è il cappello. Verrebbe addirittura prima di cominciare a lavorare con i preadolescenti in spazi e tempi distinti. Perché se manca un po' di amore, il preadolescente andrà in difficoltà. Eccole qua, l'elenco grossolano delle criticità che come meccanico, come tecnico, io mi sto concentrando sempre di più. Abbiamo sempre di più alunni, allievi, studenti certificati. Avrete sempre di più allievi che hanno bisogno di una documentazione tecnica che accerti e definisca qual è la dimensione della criticità. Però sappiate che dal mio punto di vista professionale io non ho la sensazione che ci sia un aumento dei quadri psicopatologici in preadolescenza. Non è vero che stanno aumentando i pazienti psichiatrici in erba. È vero che siamo più in difficoltà nel proporre processi evolutivi con adulti competenti adatti ai bambini seconda infanzia e in particolare prima adolescenza. Le fragilità che stanno emergendo sempre di più, che hanno queste 3 macro sfaccettature sul corpo, sulle relazioni e sulle emozioni, sono le 3 dimensioni su cui abbiamo lo sviluppo poi delle problematiche singolari dei ragazzi, ma sono i 3 canoni, non sul piano del pensiero, non sul piano del disturbo, adesso esagero, allucinatorio, paranoico, non sul piano del disturbo del pensiero che mi preoccupa tanto perché potrebbe essere un indicatore sì di una psicopatologia in fieri di tipo psichiatrico. Tutte le altre sofferenze, e io non le chiamo psicopatologie, tutte le altre sofferenze sono pane quotidiano dell'esperienza di tutti i preadolescenti, tranne quelli in sala. Tutti i preadolescenti, se volete tanti, non tutti, ma tanti preadolescenti si trovano in una condizione di fragilità e sono soprattutto in una condizione di fragilità perché abbiamo cominciato a riconoscere quante delle crisi manifeste che ci sono in preadolescenza nel 2023 sono da attribuire a traumi dell'infanzia o invece a difficoltà dure nell'esperienza che stai facendo nella vita adesso, in questo periodo storico. Non c'è un trauma antico che mette in scacco il funzionamento della persona. In alcuni casi, ma questi li so valutare. Andiamo a cercare nella storia e ci sono dei dati dell'esperienza drammatica della prima infanzia che spiegano la fragilità che si manifesta adesso in preadolescenza. Ma tantissimi ragazzi fragili non hanno una storia traumatica. Vivono invece, si chiama blocco evolutivo, vivono invece un'esperienza
protratta di mesi, 1 anno, 2 anni, in cui sono in difficoltà emotiva, psicocorporea, relazionale, sono in difficoltà su uno di questi piani, su tutti questi piani, e non ce la fanno più ad affrontare la loro giornata. Non sono resistenti, plastici, dinamici a sufficienza con la loro mente e crepano, nel senso che si fanno delle crepe, d'accordo? Si fanno dei segni sulla struttura che è in costruzione, che si allargano e crepa su crepa, tra virgolette, a un certo punto ci sono dei cedimenti e resto a casa da scuola, non mangio più, mi attacco al computer, mi incollo morbosamente al mio compagno di banco, dipendo dal mio insegnante in una maniera infinita. Cioè, genero un dispositivo di sufficienza per andare avanti con la vita, tra virgolette, compromettendo dei pezzi dell'esperienza e in questo modo ostacolando la formazione del mio personaggio, la mia identità, che è il centro della salute mentale per qualunque persona, anche se hai 13 anni. Purtroppo stiamo catalogando, stiamo leggendo la fragilità come se fosse una diagnosi. In questo periodo storico, prima avevamo le vulnerabilità, le sensibilità, le emotività, adesso la parola fragilità la stiamo utilizzando in un'accezione straordinaria e in un'accezione negativa, come se un eccesso di sensibilità emotiva fosse un difetto, come se il bisogno di una mentalizzazione maggiore del mio corpo preadolescente, che mi servono degli anni per farlo diventare proprietà mentale, perché è nuovo, cambia continuamente e non lo tengo sotto controllo. Come se questo ritardo nella familiarizzazione del mio sé corporeo fosse una disabilità, diventa una disabilità. Come se il fatto che io non abbia 30 amici, non sia social, e invece ne ho solo 2, e parlo poco, sono un po' introverso, sia un disturbo, sia un disturbo delle relazioni, sia un principio di isolamento sociale e di ritiro. Invece io vi pregherei le mamme, i papà, le nonne, pregherei gli insegnanti, i dirigenti di tutti gli ordini e grado, invece di trasformare questo concetto della fragilità che porta a una diagnosi o una certificazione, che in realtà ha l'obiettivo dell'inclusione ma spesso invece separa e può capitare che escluda. Vi chiederei invece di fare tesoro del concetto della fragilità e di leggerlo e di condividerlo con i preadolescenti e con i colleghi del collegio piuttosto che del consiglio, per farne le procedure, gli interventi, le riflessioni migliori su questo figlio, studente, preadolescente. Ma se vi perdete un pezzo che è figlio, che è studente e che è anche preadolescente, vedrete un sacco di fragili da certificare.
La definizione più bella di identità io l'ho trovata dal signor Erickson, passato a miglior vita. È quella lì. Dice che durante la preadolescenza, adolescenza e probabilmente anche per tutta la vita, ma in preadolescenza in particolare, ogni ragazzo sta costruendo il proprio personaggio. Ci mette degli anni. Non ci sono manuali a sufficienza per essere autodidatti, si cresce attraverso le esperienze, attraverso le relazioni, non quelle sociali e basta. La relazione è questa tra me e lui. Poi c'è anche questa, ma sono due piani di lavoro completamente diversi e noi spesso confondiamo la relazione sociale con questo tipo di relazione invece più vicina, più calda, più prossima. Questa si chiama prossimità. In anni di lavoro coerente, non lineare, coerente, ogni preadolescente mette a fuoco il suo personaggio e adopera tutte le esperienze. Non ne fa una questione di nobiltà di contesto, non ne fa una questione di valore assoluto dell'educatore di prossimità, non ne fa una questione di significati speciali, è semplicemente una questione di sopravvivenza. E per sopravvivere bene, il metodo migliore che hanno tutti gli animali, compreso me stesso, è quello dell'adattamento. Quando siamo dei preadolescenti appena nati dall'infanzia e non sappiamo, ho un corpo nuovo che si sposta che cresce tutti i giorni, ho peli che vengono fuori dappertutto, cambio della voce, cioè io non ho idea di dove andrà a finire il mio corpo, ho un desiderio, ma va per conto suo, cresce più del previsto in larghezza invece che in altezza, è un problema e non lo controllo. A 14 anni io non lo controllo, lo copro largo, ma non lo controllo. Uso tutti i contesti in cui vivo la mia giornata per fare esperienza di identità. E l'esperienza migliore è quella in cui la mia disponibilità, forma temporanea, propensione si sposa con quella che è l'offerta del contesto. E quindi casa è contesto di crescita per i preadolescenti, ci stanno pochissimo. E hanno ragione, ma è contesto di crescita, di formazione dell'identità di tutti i preadolescenti, perché lì ci sono regole, educatori, valori, rinforzi, c'è un patrimonio di esperienza gigantesco, deve essere adeguato ai miei bisogni come preadolescente e io sono disposto a corrispondere se sono in linea con i miei bisogni, che sono diversi dai miei desideri, bisogni. Quando sono a scuola cambio completamente contesto, sono in un altro mondo, non ci sono più quei valori, quei soggetti, quelle modalità di riconoscimento, quei rinforzi che ho a casa, ci sono altri soggetti, altri valori, altre modalità di riconoscimento e di rinforzo. È un'altra esperienza. E io anche in questo nuovo contesto vivo la mia crescita, vivo il mio processo evolutivo con la stessa attenzione. Ho bisogno di esperienza e imparo se mi adatto, cioè se l'incontro tra l'offerta e la mia propensione, disponibilità, umore, in qualche maniera si intrecciano.
quando mi intreccio bene, sono in una buona condizione di adattamento, io consolido l'esperienza che ne traggo in termini fondativi per il mio personaggio. Così faccio nel pomeriggio quando vado in parrocchia, in palestra, con l'amorosa, eccetera, altro contesto, altre regole, altre esperienze. E così faccio di notte se mi metto a chattare, a giocare. Così faccio anche in maniera virtuale, anche quello è un contesto. Non sarà un contesto fisico, ma anche lì ci sono regole, personaggi, e anche lì faccio la mia parte, ho il mio bisogno da soddisfare e posso trovare più o meno adattamento. Aperta parentesi, esempio, io sono brutto, ho una voce che si screpola, quando con i miei compagni in classe faccio fatica e non vengo riconosciuto e valorizzato, però quando ho le cuffie di notte e con un autotune modifico la mia voce, con i miei colleghi giocatori online, uno da Tokyo e uno da Boston, io con questa voce, con questo filtro, sono un'altra persona. Ma non è un problema di personalità duplice, non è un disturbo di personalità multipla. Sono un'altra persona perché la mattina con i miei compagni non trovo adattamento e quindi non voglio pensarmi di essere quel tipo lì, perché sono sfigato, posso dirlo? L'ho detto. Sono sfigato. Ma di notte, quando chatto, quando gioco con questo tipo di ausilio, io sono a posto, sono sereno, incontro benissimo le persone e lì cresco e nella mia testa penso di essere un gamer importante. Penso di essere un youtuber importante, penso di essere un influencer e mi do da fare anche di giorno, in separata sede nascosto, non a scuola, non con i miei amici, non il pomeriggio sul campo, in palestra, queste cose, ma dove posso e quindi mi attacco al mio cellulare, al mio dispositivo per continuare la costruzione del mio personaggio in cui ho il miglior adattamento possibile, che è quello della notte e che adesso estendo anche agli altri contesti. E io non vengo più a scuola. Cosa vengo a fare a scuola? Che mi prendono in giro perché ho la vocina stridula. Non ci vengo più. Resto a casa e mi specializzo in GTA. Posso andare avanti? Sì. 5 minuti. La costruzione del mio personaggio, quindi, pesca in tutti i contesti. La scuola è un posto eccezionale. 5 ore tutti i giorni, 200 giorni all'anno, è un parco giochi di un'estensione meravigliosa, dove ci sono professionisti, strumenti, contesti ambientali che mi fanno crescere come preadolescente e studente. Se però non sono tanto intelligente, farò fatica a fare lo studente. E quindi andrò in disadattamento nelle ore scolastiche. Se la scuola mi vuol tanto bene e ha cura della mia crescita, deve trovare il sistema per occuparsi di me come preadolescente poco studente, che non fa apposta di non portare voto, di non portare risultato. Ha una difficoltà. Se la scuola mi incontra bene come preadolescente / studente, io a scuola vengo lo stesso volentieri e partecipo alla scuola e partecipo alla lezione nei limiti. Nei limiti. La scuola diventa il mio spazio di crescita equivalente a tutti gli altri ambienti, con la fortuna che abbiamo che a scuola bisogna starci e quindi con la possibilità di avere un bel po' di tempo per fare dei buoni progetti.
Qual è il problema di questo periodo storico in particolare? È questa vignetta qui, non so se non l'ho scritta bene. Io la chiamo la tempesta perfetta. È il problema storico di questi anni. Il bisogno di un preadolescente è quello di mettere a fuoco il suo personaggio come soggetto unico e di valore. D'accordo? Nessuno vuole essere uguale agli altri. Giustamente. Io sono diverso da. Io voglio un personaggio che mi faccia stare nei miei panni, con le mie qualità, con la mia visione del mondo. Questa cosa la faccio attraverso le esperienze. Però in questo periodo storico il contesto più allargato in cui noi facciamo lavorare i nostri adolescenti veicolano messaggi, significati, valori che non hanno a che fare con la relazione con l'altro, la comunità, il bene comune, la condivisione, hanno a che fare con messaggi di carattere prevalentemente individualistico. Il migliore, il primo, il più forte, il più in gamba, su misura per te, ma devi guadagnartelo. Con una serie di valori che io vi sintetizzo nelle formule in cui io le imparo dai ragazzi con cui faccio la clinica, sono bravissimi. Mi imparo continuamente. Il prototipo su cui stanno lavorando tantissimi ragazzi, che viene dal sistema esterno educativo e culturale, educativo famiglia, scuola, culturale tutto il mondo, dicono che tu per essere ok devi essere bello, ricco e famoso. Bello, ricco e famoso. Allora vali. Bello estetico, quindi qualità interne dopo. Ricco, che vuol dire potente, perché da noi i soldi sono forza, ma vuol dire potente in realtà. Guardate che adesso stiamo recuperando la potenza fisica, quella della violenza, come concetto di valore per i preadolescenti, cioè la cultura in senso più allargato del termine sta alimentando l'idea che se non puoi essere ricco, l'equivalente è forte, che poi devi esercitare, non è che puoi solo tatuarti sul braccio, d'accordo? E poi famoso. Famoso, tradotto, vuol dire non invisibile. L'importante è essere molto visibile, in qualunque modo. Con qualunque freccia tu possa tirare fuori da faretra, senza pensare proprio alla cieca, capite? Senza guardarla. Questo tipo di sistema allargato e le esperienze che propone per i preadolescenti sta coltivando un'idea di sé sul registro del desiderio di questo tipo che andrà nella maggior parte dei casi dei nostri preadolescenti deluso, perché non ci sarà bellezza per tutti, non ci sarà ricchezza per tutti e non ci sarà neanche la famosità per tutti. Questa cosa sta incidendo profondamente la costruzione del personaggio di tantissimi preadolescenti che non sono all'altezza, che non hanno tutta questa effettiva possibilità di fare esperienza di adattamento positivo su questi registri. Non tutti possono essere eccellenti, bellissimi, ricchissimi, eccetera, eccetera, eccetera. D'accordo? La combinazione di questi due registri singolari, da una parte il bisogno di diventare un personaggio unico in maniera, come si dice, corretta, e dall'altra il suggerimento, dove anche le famiglie e i genitori
fanno di questo tipo di errori, di suggestioni, o primo o niente, se sei secondo sei il primo degli ultimi, il podio sempre solo 3 posti, come se arrivi quarto è come se non avessi neanche partecipato. Queste cose qui stanno facendo male all'idea di costruire il proprio personaggio, autostima, valore di sé, eccetera, eccetera, perché stanno colludendo col bisogno di crescita che hanno tutti i preadolescenti di imparare attraverso le esperienze ad essere riconosciuti. E quindi, per finire, questa è la mia idea, la mia proposta di relazione scuola-famiglia. Vi propongo un problema di tipo geometrico. La relazione scuola-famiglia, dal mio punto di vista, è meglio che sia un triangolo. È meglio che la scuola non si metta in mezzo tra la famiglia e il preadolescente. È meglio che si metta di lato. Perché se si mette in mezzo, la famiglia reclamerà tutta una serie di diritti sacrosanti per certi aspetti, anche se il preadolescente sta crescendo e si allontanerà sempre di più dalla famiglia. Ma se è un adolescente fragile, i genitori lasceranno allontanare più di tanto questo adolescente dalla famiglia? No, lo terranno vicino, cercheranno di occuparsene di più. E mettersi in mezzo tra un genitore preoccupato e un figlio fragile credo che sia molto costoso. Diciamo, ecco, credo che si vada a confliggere. Invece, spostandosi un attimo dall'asse, quindi lasciando famiglia e preadolescente su un asse e ponendosi in una situazione terza, si genera un triangolo dove si parla con la famiglia, la relazione, no? E si gestisce, si parla col preadolescente, avendo cura di amministrare con cura, come quando guidi il kite, dove devi bilanciare con un po' di anticipo la linea in maniera che l'aquilone, 12 metri quadri che ti tira in mezzo al mare, resti gonfio e ti porti nella direzione che tu hai ipotizzato. Guidare questa situazione di triangolarità tra questi due poli non è facile, perché ci sarà il momento in cui ti puoi avvicinare di più al preadolescente e allontanare dalla famiglia, il momento in cui ti devi avvicinare più alla famiglia, il momento in cui ti puoi avvicinare anche sull'asse, a pari equidistanza tra famiglia e ragazzo, ma è un mestiere, cioè è un'attività di una delicatezza straordinaria dal mio punto di vista psicologico, soprattutto per i preadolescenti, meno per gli adolescenti delle scuole superiori. La scelta della modulazione della distanza e quindi la composizione del triangolo è la chiave per risolvere la maggior parte dei problemi evolutivi, anche scolastici, dei ragazzi più fragili. Guardate, lasciare la famiglia per un preadolescente non è facile, è il primo compito evolutivo, dicono il Minotauro, Lancini, tutta una formazione, tutta una psicologia specifica dei preadolescenti moderni. Il primo compito evolutivo è lasciare la famiglia per diventare un personaggio e affidarsi ad altri, altre famiglie, altri sociali. Se non c'è nessuno, gli amici. Se non ci sono adulti qualificati, gli amici. Se non ci sono adulti qualificati, amici, il virtuale. Ma non si può stare senza relazioni evolutive. Questa è una delle caravelle di Colombo. 20 metri di legno, pesca 2 metri e basta, 20 per 6, 2 metri di profondità,
nel 1500 anni fa, questi pazzi facevano 5.000 miglia marine in pieno oceano, cioè. Eppure Colombo ha detto queste cose qui carine, che ci vuole più coraggio a lasciare la terra che affrontare l'oceano. Cioè ci vuole più coraggio a lasciare la mamma che affrontare il profe. Capite? Cioè gli adolescenti hanno bisogno di questo, hanno bisogno non di perdere la mamma, non di lasciare la famiglia, non di perdere gli affetti, quelli sono gli anti-ansia più potenti che abbiamo. Se i genitori ce li abbiamo non addosso, ma dentro, l'ansia è risolta. Ma dobbiamo partire, i ragazzi devono partire e la scuola media è la prima partenza, è il primo viaggio, non sono 5.000 miglia marine, soprattutto se li portate in macchina, non fatelo, ma sono comunque dei tragitti, sono comunque delle esperienze scolastiche che meritano di essere affrontate accompagnati, un po' soli e nutriti. Sapete, no? Adolescente è colui che si sta nutrendo, dice, no? La definizione. E quindi il primo compito evolutivo per gli adolescenti è la separazione, la scuola è l'agenzia educativa più potente, è la caravella più potente che esiste. Per fare un'esperienza di autonomia bisogna però che la coppia amorosa sia d'accordo possibile. Grazie, arrivederci. Grazie dottor Bezzetto. L'augurio è quello che questa giornata sia l'inizio di un percorso che poi intraprendiamo come ufficio scolastico regionale per approfondire questo argomento. Do subito la parola al dottor Sturaro. Grazie, bene, buongiorno a tutti, bentrovati, ringrazio anch'io per l'invito, l'ufficio scolastico regionale, un saluto cordiale a tutti, grazie per questo spazio di riflessione e di condivisione che, come dire, nell'ottica adattiva di cui parlava il dottor Bezzetto prima, mi mette nelle condizioni di destrutturarmi rispetto all'impostazione che in qualche modo avevo pensato e a ristrutturarmi sulla scorta delle grandi suggestioni, delle belle pennellate che il dottor Bezzetto ha tracciato. Guardate, io credo che mettendo insieme l'intervento del direttore generale e l'intervento del dottor Bezzetto ne esca una parola chiave sulla quale potremmo anche chiudere. E la parola è sguardo. Perché tutto nasce e tutto trae origine da uno sguardo. Lo sguardo iniziale, lo sguardo genitoriale è quello che consente l'evoluzione di tutto il sistema. Se andiamo a recuperare i contributi più recenti delle neuroscienze, i primi 1000 giorni di vita, compresa la vita intrauterina, sono determinanti per il costrutto della plasticità del sistema nervoso. Cosa vuol dire plasticità? Vuol dire che il sistema nervoso è capace di modificarsi in relazione alle sollecitazioni che arrivano dall'ambiente. L'ambiente scolpisce il sistema nervoso. E nei primi 1000 giorni di vita la plasticità, cioè questa capacità adattiva che ha il sistema nervoso, è massima. È lì che abbiamo la finestra massima. E quella finestra massima viene alimentata dagli sguardi, che sono in prima battuta gli sguardi delle figure adulte significative di riferimento. Quello che dobbiamo capire noi, come adulti significativi e come persone di scuola, è dove sta andando quello sguardo. Perché quello sguardo permette la costruzione dell'io che ritroviamo poi in tutte
tutti, ecco, per recuperare il costrutto teorico del dottor Bezzetto, in tutti i compiti evolutivi cui i ragazzi sono chiamati. Andare a scuola è un compito evolutivo che richiede, avete sentito, separazioni. Diceva il dottor Bezzetto, è più facile per il preadolescente affrontare un prof piuttosto che affrontare una mamma, un papà. Mi viene da pensare, per noi docenti forse è più facile affrontare i preadolescenti piuttosto che una mamma e un papà, no? Soprattutto quando le mamme e i papà magari attribuiscono a noi come scuola l'esito, a volte le responsabilità, insomma, di risultati poco apprezzabili, ma vedremo anche questo aspetto. Allora lo sguardo è fondamentale perché? Perché è dallo sguardo che nasce l'io. L'io viene dal noi. Se siamo dentro alla relazione, l'io si costruisce. Altrimenti entriamo in situazioni di cortocircuito a cui il dottor Bezzetto ha fatto ampiamente riferimento. Allora vedete, anche, come dire, quell'io che nasce dal noi, anche quella plasticità del sistema nervoso che si gioca nella parte interna ma soprattutto nella relazione con l'altro, si trasferisce tutta poi all'interno della relazione di coppia. Qui avete un secondo spunto di riflessione, tralascio il primo perché altrimenti mi dilungo troppo, però da Gianni Rodari a Scuola di Fantasia leggiamo: il punto cruciale è quello dell'incontro di base fra genitori e insegnanti, che è una forma concreta dell'incontro fra scuola e società. Se questo incontro fallisce, la struttura non vive. Il dottor Bezzetto diceva prima, la coppia. La metafora della coppia genitoriale si è trasferita sulla metafora della coppia scuola-famiglia. Dov'è che nel rapporto scuola-famiglia abbiamo la prima fondamentale crepa che mina l'evoluzione successiva delle relazioni? La troviamo quando non riusciamo, come scuola da un lato e come famiglia dall'altro, a costruire una rappresentazione condivisa, un'idea comune del ragazzo che è figlio da un lato e che è studente dall'altro. Perché accade questo? La famiglia è chiaramente una struttura, un intreccio di relazioni, È uno spazio di confini tra generazioni diverse. A volte mi chiedo se esistano ancora i confini tra le generazioni, perché siamo un pochino tutti dentro la traiettoria del mimetismo anagrafico, Anche noi adulti, che molto investiamo sulla corporeità. Ricordo quando facevo i colloqui da dirigente scolastico, alla fine dei colloqui con i preadolescenti, con i genitori delle medie, a volte mi domandavo chi è il genitore e chi è il figlio, nella direzione della simmetria e della rottura di quei confini tra generazioni che invece dovrebbero connotare il sistema famiglia. Sistema famiglia che è andato velocemente nella direzione che l'ha spostato da un modello chiaramente normativo dove educare voleva dire imparare regole e basta, ad un modello affettivo. Vado un attimo oltre a quello che diceva il dottor Bezzetto che citava il Minotauro, verso un modello narcisistico, fondamentalmente. All'interno di questa relazione, di questa strutturazione, la famiglia fatica a entrare in contatto con la scuola. Perché? Perché troppo spesso anche la scuola condivide un'idea di apprendimento, un'idea di conoscenza che è ancora troppo caratterizzata in senso cumulativo, in senso informativo, come sommatoria di informazioni. Allora voi capite che la crepa fondamentale nella coppia scuola-famiglia si genera nel momento in cui la scuola è troppo ancorata ad un aspetto trasmissivo, informativo, ad un'idea di conoscenza come cumulo di informazioni. E la famiglia è troppo ancorata ad un approccio che in qualche modo è affettivo, che va verso il narcisistico. Citava prima il Minotauro, l'ultimo lavoro, sii te stesso a modo mio. È il messaggio che come genitori implicitamente diamo ai figli nel momento in cui affrontano i compiti evolutivi,
primo compito evolutivo, se lo portiamo al nido, dentro al bellissimo sistema 06, quello è un primo compito evolutivo. E poi ci sono tutti gli altri. Allora se affronto il compito evolutivo dentro al modello sii te stesso a modo mio, cioè a modo di mia mamma e di mio papà, allora capite che con quella consegna, con quel messaggio, parte la relazione con il sistema scolastico. Allora, laddove non riusciamo a costruire una rappresentazione condivisa del figlio da un lato, studente dall'altro, si genera lo squilibrio. Qual è la risposta a quello squilibrio? Si diceva prima. La risposta è molto spesso l'aumento di quelle attestazioni, relazioni cliniche che dicono alla scuola: individualizza, personalizza, differenzia, perché dietro c'è un disturbo. Noi come scuola viviamo lungo l'anno scolastico la frequente consegna di relazioni di questo tipo, che vanno ad acuirsi poi in prossimità degli esami di Stato, per esempio del primo e del secondo ciclo di istruzione. Se dovessimo ragionare di numeri, ma non entro in questo, sull'incidenza degli alunni con disabilità nella nostra regione, noi possiamo tranquillamente dire che a fronte di un decremento, di un declino, di un calo demografico, abbiamo un aumento esponenziale di situazioni codificate, sia dentro alla 104, sia dentro alla 170, sia dentro all'altro contenitore di bisogni educativi speciali molto più allargato. Quindi, quando la crepa mette in squilibrio il sistema della coppia scuola-famiglia, la risposta è l'attestazione, la certificazione. Passatemi la metafora, il pezzo di carta che mi permette di. Allora voi capite che non possiamo dare ad una crepa relazionale nel rapporto scuola-famiglia una risposta speciale. Noi dobbiamo dare risposte normali che stanno dentro ad un'idea di inclusione che è un affare di tutti i docenti, di tutto il consiglio di classe, del rapporto scuola-famiglia. E non è solo una questione di risposta speciale ad una situazione certificata o codificata. E da questo punto di vista entra in gioco il concetto di salute mentale, di cui parliamo poco. Giustamente prima il dottor Bezzetto diceva: non voglio parlare di quadri psicopatologici, parlo di fragilità. Però il rapporto scuola-famiglia si gioca all'interno di compiti evolutivi richiesti ai ragazzi, rispetto ai quali dobbiamo promuovere processi di salute. Che cos'è la salute mentale? Molto velocemente potremmo dire che è la capacità di mantenersi in equilibrio, di mantenersi dentro a un livello di funzionamento sufficientemente adattivo, pur in presenza di richieste importanti che arrivano dal contesto. Se poi la volete giocare in termini di resistenza, di resilienza e quant'altro, ma la salute mentale è la capacità di mantenersi dentro ad un livello di funzionamento adattivo anche quando le richieste del contesto ci strappano. E con le fragilità che possono poi portare ad aspetti di patologia abbiamo tutti a che fare. Noi come genitori, come docenti, come operatori di scuola, sentiamo quanto i contesti scolastici sono strappanti dal punto di vista emotivo anche rispetto a noi adulti. Quante volte come dirigenti scolastici, come docenti, come genitori entriamo in una situazione di disagio emotivo nel fronteggiare le richieste che arrivano dal contesto scolastico. Il lavoro del preside è un lavoro emotivamente importante, io lo definisco strappante, perché se non hai un sé ben strutturato, il contesto te lo mina. Il contesto in cui sei collocato, perché la plasticità del sistema nervoso continua. Ai primi 1000 giorni abbiamo detto
come dire, sono molto importanti, determinanti rispetto alle finestre evolutive, poi assistiamo al pruning sinaptico, a tutti gli altri aspetti che le neuroscienze ci dicono, però anche da adulti significativi come educatori siamo all'interno di un contesto molto richiestivo, dove se non hai un sé ben strutturato sei in difficoltà a fronteggiare tutte quelle situazioni che sabotano e minano le cose che fai, i processi che attivi, e questo lo viviamo come docenti, come dirigenti scolastici e anche come genitori. Allora, salto qualche slide perché vedo che non vanno avanti. Ci sono alcuni fondamentali del rapporto scuola-famiglia che a mio giudizio sono importanti. Uno è un po' l'aspetto della sospensione del giudizio. Sospensione del giudizio che viene quando? Quando per esempio, ecco adesso funziona, ecco questo volevo farvi vedere, prima di tornare alla sospensione del giudizio, volevo darvi questa schermata. Save the Children, non più di 10 giorni fa, ha pubblicato l'Atlante dell'infanzia a rischio in Italia 2023. Il titolo, lo vedete, è Tempi digitali. Questa è una pubblicazione liberamente scaricabile, è un serbatoio di dati molto aggiornati che ci aiuta a fare molte riflessioni sull'aspetto della digitalizzazione. Prima parlavamo dello sguardo e dove va lo sguardo, perché dallo sguardo che nasce l'io, è dalla relazione che nasce l'io. Le più recenti ricerche ci mostrano come il cosiddetto babysitteraggio digitale o il device babysitting spostino lo sguardo dalla relazione interpersonale al device. E io che ormai ho 53 anni a volte mi rendo conto che sono pure io attore e vittima di questa forma di babysitting, perché se mia moglie e mio figlio mi parlano di sera, magari a cena, io sono lì che guardo lo smartphone per vedere le ultime cose e lo sguardo non è su di loro. Figuriamoci quando lo sguardo del giovane padre e della giovane madre è spostato sul device. Tempi digitali. Qui dentro trovate tantissimi dati sulle connessioni familiari, sul fatto di essere ormai una tribù digitale, sui neonati allo schermo, per esempio, sul fenomeno della sovraesposizione dei bambini all'interno dei social, con la cristallizzazione di tutti i momenti, sia di vita intrauterina, sia dei momenti di vita poi comunitaria. E quindi, vedete, di salute mentale ne abbiamo parlato. Quali sono i fattori di protezione rispetto alla salute mentale? Sicuramente il prendersi cura. La scuola è un luogo di cura. L'insegnante è un professionista della cura. In che termini? In prima battuta dovrebbe avere cura di se stesso, esponendosi a buone situazioni di formazione, a buoni contatti coi colleghi e facendo rete con loro. Deve poi prendersi cura dei gruppi di apprendimento che gli sono affidati, stando attento a posizionarsi bene all'interno del triangolo di prima. E lì non è facile. Perché? Perché abbiamo docenti che, un po' in affanno per la complessità dei gruppi di apprendimento, giocano sul fronte del ritiro e si rifugiano dentro il settore disciplinare, che è quello a loro più noto in questo momento e che dà maggiori sicurezze. Abbiamo anche docenti che magari si avventurano invischiandosi nella relazione e non riuscendo poi più a stabilire i confini all'interno di quel triangolo. Allora l'empatia, il farsi carico dell'altro, la cura sono fattori di protezione rispetto alla salute mentale.
e soprattutto lo sono le competenze emotive e le competenze sociali. Su questo trovate un bel lavoro pubblicato su Invalsi Open che ci aiuta a capire che le competenze emotive e sociali sono fattori importanti per la salute mentale dei ragazzi, per la salute mentale nostra come adulti. Allora, quali sono i fondamentali per una buona alleanza scuola-famiglia? Che cosa è richiesto ad ognuno dentro a quella coppia che abbiamo visto velocemente va in cortocircuito? E per il cortocircuito basta poco, Perché noi spesso ragioniamo per categorie: docenti conservatori, lezione frontale, approccio trasmissivo, idea di apprendimento che va dal semplice al complesso, e poi diciamo docenti innovatori, capaci di rompere pratiche d'aula molto consolidate, con una didattica di tipo euristico orientata alla ricerca. Ecco, noi pensiamo che appartenere all'una o all'altra della categoria possa essere una condizione, come dire, che ti distingue, nel senso che il più trasmissivo, il più ortodosso magari viene visto e rappresentato così dai genitori, mentre quello un pochino più innovativo che si avventura anche in situazioni di forte innovazione didattica mediata dalle tecnologie o da altro magari viene visto meglio, perché queste però sono rappresentazioni sociali, sono misconcezioni, nel senso che non è detto che nelle situazioni poi concrete, micro, locali, la relazione scuola-famiglia funzioni dentro a questi due paradigmi. Mi spiego. Possiamo avere una docente o un docente particolarmente innovatori, arrivati quest'anno, che sono subentrati a un collega molto più tradizionale nell'approccio. La modalità didattica di questo docente innovatore è apprezzata dal 50-60% del gruppo famiglie che sta intorno, ma magari assistiamo al fatto che un genitore, il cui figlio non funziona bene con questo insegnante, trasferisce sull'insegnante innovatore quasi, come dire, l'elemento di responsabilità rispetto al mancato successo del figlio, quando invece l'anno scorso, con quel maestro così tradizionale che andava avanti facendo scrivere e io guardavo quante pagine avevo scritto, capiva tutto mio figlio. Quindi attenzione che quando noi parliamo di ambienti di apprendimento dobbiamo come insegnanti metterci nella prospettiva che è vero, siamo allestitori di ambienti di apprendimento, ma dobbiamo superare anche questa dimensione nel dire che noi siamo l'ambiente di apprendimento. Il docente è una variabile fondamentale dell'ambiente di apprendimento. Allora, come dire, quella relazione di coppia scuola-famiglia richiede di procedere in prima battuta nella direzione del sentirsi parte di un processo. Scuola e famiglia sono parte di un processo e le due azioni si devono coordinare. Prima abbiamo detto che l'io deriva dal noi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che lo strumento principale che governa le relazioni anche in ambito scolastico, anche nel rapporto scuola-famiglia, è l'interdipendenza, cioè la mia azione si coordina con la tua, nel rispetto chiaramente delle competenze di ciascuno. Elemento fondamentale diventa la sospensione del giudizio. Dobbiamo imparare ad attendere un tempo e soprattutto a sopportare che l'altro abbia bisogno di un certo tempo per capire o per tollerare un messaggio. Mi spiego, una situazione classica questa che viviamo tutti i giorni. Scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, anche scuola dell'infanzia, scuola secondaria di secondo grado, difficoltà di apprendimento. La scuola propone un approfondimento su queste difficoltà alla famiglia. Qui si possono aprire gli scenari più vari. Molto spesso assistiamo, come dire, a una difficoltà nell'accogliere un certo tipo di messaggio.
Oppure quel messaggio torna indietro alla scuola con il significato: tu scuola in qualche modo hai messo le condizioni perché questo possa accadere. Questa è una fase molto critica in cui la crepa può diventare una frattura insanabile. È il momento della sospensione del giudizio ed è il momento in cui anche noi come scuola dobbiamo imparare a tollerare che l'altro della relazione, cioè il genitore, ha bisogno di un tempo per elaborare questo messaggio che io ho passato. Perché questo messaggio che io passo va a sbattere dove? Va a sbattere nell'identità genitoriale. Va a toccare le corde più profonde del compito evolutivo genitoriale, che originariamente è un compito generativo. Cioè lui è mio figlio, è mia figlia. Se non funziona, allora entro in gioco io come genitore, posso avere la risposta di crisi. Non tutti sono in grado di accogliere e di tollerare subito questo messaggio. Dobbiamo come scuola imparare ad attendere un tempo affinché ci possa essere questo spazio di elaborazione. Ai genitori però dico anche questo: nel momento in cui la scuola vi lancia un messaggio rispetto a eventuali difficoltà, rispetto ad eventuali fragilità, cercando il più possibile di non mettersi in mezzo ma di stare a lato, regolando questa relazione, cercate di prendere in considerazione quel messaggio, di non trascurarlo, di non accantonarlo, cercate di approfondirlo. Tante situazioni che poi diventano disturbo o si cristallizzano nella direzione del disturbo possono non intraprendere quella direzione se ci apriamo ad interventi di intercettazione precoce della difficoltà. Quindi se da un lato la scuola, quando rileva fenomenicamente nel divenire del lavoro d'aula alcune situazioni di criticità, le comunica alla famiglia, se la scuola deve imparare a sopportare che la famiglia ha bisogno di tempo per elaborare tutto questo, è altrettanto vero che è utile per i genitori prendere in considerazione questi messaggi, non trascurarli e nella direzione della sospensione del giudizio maturare un percorso che va verso l'approfondimento affinché quell'immagine condivisa del figlio, alunno, studente si muova e si costruisca nella direzione dell'integrazione e della connessione. Di questo ne abbiamo parlato. Prego. Forse sta mancando un po' di fiducia reciproca. Allora, La scuola si deve riappropriare di un concetto di identità forte e anche l'insegnante docente del valore della persona, del valore dell'insegnamento. è molto interessante quello che lei dice, soprattutto per la parola che ha usato, fiducia. È la benzina che permette ogni giorno ai genitori di lasciare i figli alle porte delle nostre scuole. Nel momento in cui decido di avvalermi di un servizio educativo, pensiamo per esempio al sistema 03, ai nidi, nel momento in cui io lascio mio figlio al nido, posso fare questo perché ho fiducia in te, nell'educatore. Nel momento in cui lo porto alla primaria e lo lascio lì, lo lascio attraverso un atto di fiducia. Del resto, genitori e colleghi, stiamo parlando in quest'ultimo anno moltissimo di orientamento. Anche una delle suggestioni che volevo proporvi all'inizio metteva il genitore e l'insegnante come orientatori, no? Noi siamo ancora molto ancorati ad un modello informativo di orientamento dove presentiamo le proposte formative. In realtà poi come genitori scegliamo? Scegliamo molto
nella condivisione delle esperienze che altri genitori hanno fatto rispetto a quel servizio, rispetto a quella scuola, e sulla base del ritorno di fiducia che sento dalle parole veicolate dagli altri. Allora quella fiducia va assolutamente incentivata, ferme restando le competenze dei genitori, ferme restando le competenze della scuola, però va incentivata, perché poi i ragazzi che sperimentano buone reti relazionali, e sono quelle reti a cui faceva riferimento prima il dottor Bezzetto, cioè quelle reti che anche in avaria sperimentano coerenza, i ragazzi che stanno dentro a queste reti, che vivono relazioni collaborative tra gli adulti di riferimento, hanno più elevati livelli di motivazione al compito scolastico. È chiaro che se anche noi come scuola siamo troppo curvati sulla performance, sulla prestazione, ci troviamo poi ad orientare secondo macro categorie che mostrano delle crepe. Parlo soprattutto ai colleghi della secondaria di primo grado. Quando orientiamo tutti quelli con alta prestazione verso il sistema dei licei, gli altri verso il sistema dei tecnici, mentre gli altri li mandiamo al professionale. In realtà se poi andiamo a vedere il risultato di questo, io faccio vigilanza agli esami di Stato del secondo ciclo, vi posso dire che ho assistito a moltissimi colloqui anche nell'ultima sessione, splendidi di ragazzi del liceo, splendidi di ragazzi del tecnico e splendidi di ragazzi del professionale. Dentro ad una dimensione del sapere però completamente diversa. Ho visto nel sistema dei licei, come dire, il sapere più ricostruttivo simbolico possibile, ma ho visto nel sistema dei professionali un sapere così pragmatico, così ancorato efficacemente a situazioni di vita reale, e sono uscito comunque soddisfatto da entrambe le situazioni. Però ho visto come i ragazzi che magari sono arrivati al professionale hanno dato prova della capacità di costruire competenze. Poi alla fine quella salute mentale, la capacità di adattarsi ai contesti e quindi di rispondere a quelle che sono i propri talenti e quelle che sono le proprie vocazioni, noi questo dovremmo cercare. Anche se parlando da papà, dentro ad una rappresentazione distorta, posso pensare che se mio figlio fa il liceo classico, il liceo scientifico e poi si laurea in ABC, avrà maggiori possibilità, o forse fa tornare indietro a me un'immagine di padre come più efficace rispetto al fatto che mio figlio non faccia quel tipo di percorso, ne faccia un altro ma si affermi lo stesso. Questo tornare indietro dell'immagine, del feedback che lui mi restituisce, si mette in contatto con il mio percorso interno e con il mio sistema di letture. E da lì, vedete, a seconda di come io leggo le cose, mando a lui altri messaggi. Ecco dove sta la circolarità della comunicazione. È una buona comunicazione efficace anche scuola-famiglia, deve essere una comunicazione che genera ascolto, attenzione, empatia, non certamente una comunicazione che produce ansia, colpa, chiusura. Perché a volte la coppia è in avaria perché il genitore restituisce all'insegnante una posizione di inefficacia e l'insegnante fa la stessa cosa, rimanda al genitore una posizione del tipo ma lei lo deve seguire di più. Allora, come possiamo evolvere nell'atteggiamento della famiglia? Sicuramente andare oltre una domanda di servizi, no? La scuola non è un servizio a domanda individuale. Purtroppo stiamo assistendo al rischio che lo diventi, ma non lo è. È un guardare i bisogni di crescita del figlio in una dimensione che è formativa ed ecosistemica, dove siamo tutti parte di questa dimensione. È chiaro che anche la scuola ha necessità di evolvere, bisogna che ci spostiamo un po' dall'insegnamento e che andiamo verso l'apprendimento. Ne stiamo parlando tantissimo adesso in stagione PNRR, quando ragioniamo di transizione ecologica, di transizione digitale, di sostenibilità sociale. Cosa vuol dire apprendere e insegnare nell'epoca delle transizioni?
in qualche modo cercare di mettere al centro l'apprendimento, facendo in modo che l'alunno, lo studente diventi un protagonista di quello che non necessariamente deve essere solo un successo scolastico prestazionale, ammesso che quello sia il successo, ma deve essere un successo formativo. Dov'è che dobbiamo guardare? Perché vengono a scuola i ragazzi? Perché noi tutti i giorni facciamo scuola, per fare in modo che i saperi permettano loro di diventare cittadini. Quello che ci dobbiamo aspettare, che dobbiamo volere, che dobbiamo pretendere come comunità di adulti significativi, docenti e genitori, è che il canale formativo principale, che è la scuola, costruisca le condizioni perché i nostri figli sappiano esercitare cittadinanza e sappiano essere adattivi rispetto ai contesti di vita, per i compiti di vita che sono a ciascuno affidati in rapporto ai percorsi che ha fatto e ai talenti di cui dispone. È un grande salto di maturazione questo che tutti facciamo fatica a fare. Ricordate la metafora di prima? Povero ma forte. A cosa assistiamo tutti i giorni? Adesso meno, perché poi con la temperatura di stamattina noi assistiamo a corpi costruiti che corrono, viaggiano ad elevata potenza nelle nostre piste ciclabili, mostrandosi al mondo nella forza che veicolano. Capite cosa vuol dire per il ragazzo, quando si misura con il sé corporeo, vivere anche tutti gli elementi di discrepanza che in una fase evolutiva come quella della preadolescenza ci stanno. Noi stiamo veicolando questo. Allora questo possiamo pretendere dai sistemi in cui siamo collocati, che l'esercizio delle competenze di cittadinanza ci sia e che i nostri figli, i nostri studenti, letti da genitori e letti da docenti, possano diventare cittadini capaci di abitare in senso adattivo, capaci anche di vivere lo scompenso transitorio che ci può stare, avendo però internamente le risorse per riorganizzarsi rispetto a questo compito di sviluppo. Pensate solo al bimbetto di prima primaria quando transita dalla scuola dell'infanzia e arriva in prima. È il momento in cui incontra la cultura così come l'abbiamo codificata, cioè attraverso il linguaggio scritto, non che non lo incontri prima, perché la scuola dell'infanzia è ricchissima di sollecitazioni dentro i discorsi e le parole, lo incontra, lo vede, il linguaggio scritto, non lo esercita dal punto di vista della lettura, della scrittura, così come noi la pensiamo. Veicoliamo quello dentro alla scuola primaria. Pensate che grande compito evolutivo. Questo richiede una riorganizzazione complessiva. E l'ingresso in prima primaria ha ancora un forte valore sociale, molto rappresentato. Ricordo il primo giorno di scuola andavo sempre nelle classi prime e torna il tema dello sguardo, perché mi piaceva guardare i bambini pronti, a volte confezionati, per l'incontro con il sistema che codifica la cultura attraverso i linguaggi della lingua italiana, della matematica, eccetera, ma mi piaceva guardare molto lo sguardo dei genitori, anche dei nonni, anche degli zii. C'erano molti aspetti non verbali da cui si coglieva tutta una serie di situazioni molto significative. Negli anni, dal 2007 ad oggi, negli anni di presidenza, ho sempre visto aumentare di 13 settembre in 13 settembre l'utilizzo di questo strumento per immortalare quel momento, immediatamente condiviso sui social con il commento. Da dove arriva, lo diceva prima il dottor Bussetti, penso di avere qualche minuto ancora, non di più, ecco, da dove arriva il tutto? Metto la cornice dal punto di vista normativo, ma insomma tutti conosciamo, questo è la Costituzione, il nostro Vangelo laico, che in qualche modo sollecita una partnership irrinunciabile scuola-famiglia. Poi la partecipazione nella nostra scuola è iniziata ancora con la legge delega, con la 477 del 73, che ha portato alla decretazione delegata. Lì ho citato il DPR 416, adesso tutti assunti nel testo unico della scuola. Lì abbiamo
una partecipazione codificata nei consigli di classe, nei consigli di istituto. Lì si è costruita l'idea di scuola come comunità educativa. Su queste forme di partecipazione potremmo riflettere moltissimo tra colleghi e anche con voi come genitori, nel senso che poi la scuola ha intrapreso il percorso dell'autonomia, ma la dimensione di partecipazione, di collegialità è rimasta ancorata alla decretazione delegata del 74. Abbiamo però poi il regolamento sull'autonomia che mette in evidenza la partecipazione dei genitori. Abbiamo lo strumento, la carta d'identità della scuola, il piano dell'offerta formativa, disciplinato prima dall'articolo 3 del DPR 275 e poi con la novella della 107 è diventato piano triennale. Ecco, quel piano dell'offerta formativa è uno strumento fondamentale che ha anche tutto un impatto di natura giuridica. Perché? Perché nel momento in cui iscriviamo i figli a scuola, attraverso l'offerta formativa che la scuola ci ha presentato, si instaura un vincolo negoziale tra l'amministrazione e i genitori. E come si costruisce il POF? Se andiamo a vedere la norma, ogni istituzione scolastica predispone con la partecipazione di tutte le sue componenti il piano triennale dell'offerta formativa, che è la tua carta d'identità come istituzione scolastica e che non può essere una sommatoria di progetti, perché dobbiamo far venire fuori l'identità di quella scuola rispetto alle scelte che promuove sul piano della formazione, sul piano della didattica, sul piano della valutazione, in rapporto al curricolo, sia che siamo nel primo ciclo di istruzione, sia che siamo nel sistema dei licei, dei tecnici o dei professionali. Per predisporre il piano dell'offerta formativa contano le proposte e i pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori. Ovviamente nelle scuole secondarie di secondo grado entrano in gioco anche gli studenti. Se andiamo ulteriormente avanti, un ulteriore passo ci arriva dal patto educativo di corresponsabilità. Anche qua abbiamo una disciplina normativa che si recupera all'interno dello statuto delle studentesse e degli studenti con il DPR 249 del 98 e poi con la modifica che è venuta dal DPR 235 del 2007, patto educativo di corresponsabilità. Questo è un atto bilaterale o trilaterale laddove facciamo firmare anche gli studenti, che regola la relazione scuola-famiglia. E che è uno strumento che non dovrebbe essere un adempimento meramente formale, ma dovrebbe essere l'espressione di una corresponsabilità tra la scuola e la componente genitori. E ancora il regolamento per l'autonomia mette in luce la possibilità di favorire specifiche iniziative di informazione e di formazione destinate ai genitori degli alunni. Ma ciò che conta è lo sguardo iniziale, perché quello sguardo fa nascere la relazione, fa nascere l'io che deriva dal noi. Anche quando, e qua parlo da preside ai colleghi dirigenti scolastici e ai colleghi docenti, anche quando ci arriva l'ordinanza del TAR che ci dice di ripetere la valutazione, che ci dice di ripetere l'esame, che ci dice di rivalutare le prove, quella ordinanza, che è l'espressione di una lite giuridicamente parlando tra due parti, l'amministrazione scolastica e la famiglia, quella scelta della giustizia amministrativa, che è l'espressione di una lite che tende a ricomporsi poi a seconda degli orientamenti che dà il giudice, in realtà è il punto finale di una crepa. Dietro a tutte le risposte di natura giuridica che ci arrivano dal giudice ordinario, dal giudice amministrativo, a seconda dell'ambito di giurisdizione, in fondo e in origine c'è una rottura ormai cristallizzata della coppia scuola-famiglia, che è partita con alcune crepe e poi, come un vaso di cristalleria, si è via via amplificata fino ad arrivare ad una risposta in cui la ricomposizione della lite trova indicazione in un soggetto terzo, che è appunto la giustizia amministrativa o la giustizia ordinaria. Ecco, anche queste situazioni mettono in luce che comunque ciò che ci guida nella condivisione dei compiti evolutivi dei figli, se siamo genitori, e degli studenti, se siamo docenti o dirigenti scolastici, è la cura
della relazione. Grazie. Io ringrazio veramente moltissimo il dottor Bezzetto e il dottor Sturaro, perché mi sembra la più bella conclusione per il Job Orienta che potesse esserci. Sono stata qui tutta la settimana e quindi se posso permettermi, non da ovviamente psicologa né pedagogista, ma da dirigente amministrativo del Ministero dell'Istruzione, di dire una cosa che mi sembra estremamente importante, e che l'idea della relazione scuola-famiglia come relazione genitoriale, così come ce l'ha rappresentata il dottor Bezzetto, è un'idea ed è un'immagine molto importante e molto evocativa, e soprattutto poi l'idea di un paradigma comune su cui appunto i soggetti di questa relazione declinano quelli che sono i loro interventi. E si collega strettamente a quanto poi detto dal dottor Sturaro, cioè il PTOF delle istituzioni scolastiche, il patto educativo di corresponsabilità, cioè ci sono degli strumenti attraverso i quali è possibile trovare una piattaforma comune, ci sono, gli strumenti ci sono, e anche quando spesso vediamo nel nostro lavoro che ci sono delle controversie giurisdizionali anche abbastanza complesse, delle sentenze del TAR che riportano alla scuola l'obbligo di riesaminare il giudizio, che probabilmente per una professionalità docente viene visto anche come come una prova professionale importante, no? Quella di dover riesaminare il docente, però io penso, di riesaminare lo studente, però io penso che ecco, poi da lì bisogna comunque ripartire, cioè l'importanza della scuola e dell'amministrazione scolastica nel suo complesso, in questo ci metto anche l'ufficio scolastico regionale con le sue attività di formazione e di informazione, e il focus è sempre lo studente, quindi comunque dobbiamo sempre ripartire da lui in ogni caso. Vi ringrazio moltissimo, grazie a tutti i presenti e buon proseguimento di giornata al Job. Grazie.